Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. Il riso fa buon sangue. L'atto finale. Il riso fa buon sangue. Dopo un inverno passato a selezionare cabarettisti da tutta Italia, finalmente sabato 27 agosto è stato proclamato il vincitore dell'edizione 2011. Allora abbiamo con noi una persona che ci ha preso in giro 6 mesi, perché io te lo giuro, e non lo dico perché quasi, io ero convinto che tu fossi albanese. Non ti devi buttare giù, c'è sì. Ai laboratori Zeli che hanno creduto un anno. Sì? Sono arrivato adesso a vincere sto premio, contentissimo. Noi ce l'abbiamo grande, pura Lena Vergine ancora, in Kosovo, perché ci sono pecore che vanno più veloci di pastori, sai questo. C'è anche una donna, ho vinto, una donna prima passata. Allora il punto è questo, forse Cibotto non te l'ha detto, o 1000 euro o 500 più la donna. Va bene. La serata, realizzata dagli amici del cabaret con la collaborazione di Avis, Comune di Rosolina, e Cobb, e svoltasi a Rosolina Mare in Piazza Europa, ha visto la presenza di 12 artisti, che a colpi di battute e gag si sono sfidati all'ultima risata. Ho messo un annuncio sul giornale, scambio moto da pista con donna da strada. Arrivo in questa piazza, a un certo punto arriva Gentilini sul palco, questo sindaco sceriffo, e incomincia il comizio. Agli extracomunitari! Peai cuia! Cioè, cominciavo a guardarmi attorno. Ai rom! Peai cuia! A un certo punto uno biondino, magrolino vicino a me mi fa cioffa, chissà che dopo toccano gli altri. Volevelo! Stefania Petrone da Pordenone, eccola qua! Perché sono una sirena, canto in sirenese. Nessuna cosa al mondo è più devastante di un corso di perline. Prendi la perlina, abbina alla perlina, infila la perlina, ti cade la perlina. Riprendi la perlina, riabbina la perlina, rinfila la perlina, ti ricade la perlina. Riprendi la perlina, riabbina la perlina, rinfila la perlina, ti ricade la perlina, mandi in mona la perlina e la tua amica che continua a dirti ma stai che non ti abbattere, su dai! Samuel Borgherio da Milano. La danza è leggerezza, la danza è movimento, ma soprattutto è figura di merda. Io ve ne dico rispetto, ok? Prepararsi per il decollo dal pianeta Agato, Cyborg numero 2. Allacciare le cinture. Posizione, vai così. Posizione. Così, un po' più così. No, ragazzi. Sono 30 di bocca e 50 all'amore. Eliminazione virus. Era un Trojan. No, io invece vorrei ringraziare colui che ha scritto insieme a noi il pezzo, perché non si vede mai, ha elaborato, ha fatto tutto quello che è il pezzo musicale, noi abbiamo dato l'idea, siamo stati lì e lui grazie al suo computer è stato un genio. Vorrei salutare Fabio Gotta. Attenzione, virus. Giuro che tutto il resto lo taglio. Ok, via! Fufi, giù! Originalissimi, Max e Scossa. Si tratta di Fabrizio De Poi direttamente da Treviso. L'ho baciata, abbracciata nel mio letto, trascinata, posseduta, rigirata, l'ho persino rivoltata. Dopo ore ero stanco, mi sono acceso una sigaretta. Oh mio Dio, cosa ho fatto? L'ho bucata. Il Comic Soon direttamente da Trento. Signori, buonasera a tutti. Vi voglio presentare, sono un Papa Boys e noi organizziamo viaggi in Terra Santa. Faccio parte del gruppo di chi è senza peccato scagli la prima pietra. Tutti quanti... Buonasera, non sono in amare! Sì, ho capito, per fortuna che non mi ha beccato. Anche noi organizziamo viaggi
Io sono un Satan Boy e li organizziamo con l'unico scopo di rompere i coglioni a loro. Fedeli, non lo ascoltate. Noi andremo a Lourdes. Noi ce ne andiamo a Ibiza. Ma che Ibiza? A Lourdes andremo per santi. A Ibiza andiamo a puttane perché. Grazie. Alzate le mani al cielo per chi vuole venire con i Papa Boys a Lourdes in pullman. Sulle mani per Ibiza! Grazie. La cacca è business, è fashion, è marketing, è design. Fare cacca è cool. E poi lei, la vera protagonista, la carta igienica che trovate a chilometrate sugli scaffali dei supermercati, ma che stranamente manca sempre nel momento del bisogno. Ma poi ognuno ha le sue preferenze, viva Dio. C'è chi si ingessa letteralmente la mano, di solito mezzo rotolo, ecco, per evitare spiacevoli contatti. C'è poi chi la stacca al terzo tratteggio e la ripiega a metà, dove il tratteggio non c'è. C'è poi invece chi ne prende una giusta quantità e la piega, e la ripiega, e la ripiega, e la ripiega, e la ripiega, finché non ne rimane un angoletto per il lavoro di fino. Signori Giulio Merici. Direttamente da Campobasso. Perché sono una sirena. Buonasera, vi rubo solo un minuto perché tra poco su questo palco al posto mio salirà un artista vero, uno famoso. Il problema è che c'è la voce laurente, io non so, faccio buona la voce repita. Faccio buona la voce laurente, perché si sa che disgrazio mi è mai da mi sono caccato. Raul detto Ermonifica. Io ho scritto una canzone d'amore e di protesta. Che bello quando sei qui con me, sento qualcosa che cresce, però sento pure una puzza di pesce, perché non è normale che ogni volta che te spogli non posso respirare perché altrimenti poi sto male. Massimo Morselli direttamente da Modena. Sì, signor Mori? Signor Remo, Mori Remo? Sì, mi dica pure. Ah, non mangia più invece, sì, non beve più, non fuma più. Cos'ha, la pressione alta? Ah no, la pensione bassa. Quanti anni ha? 93. Direi che ha già mangiato abbastanza. Sì, poi ha male un testicolo? Sì, probabilmente sarà l'età, sì. Ah, l'altro ha la stessa età ma non gli fa mica male? Io ho uno zio malato, no? Che ha un problema grosso. Che tipo di malattia? Lui ha un problema che ha il gomito che gli fa contatto con il piede. Con il piede l'ho già sentito questo qua, si addormenta anche. Ogni tanto. Soffre di narcolessia. Ah, narcolessia. Si chiama Bonomelli, vero? Di cognome. Questo qua lo dico adesso perché non sono riuscito a dirla prima. A presentare la serata Paolo Franceschini, che con la sua verve ha divertito tutti i presenti. Buonasera! Vi seguo sempre, Irina! Il riso fa buon sangue. L'atto finale, terzo classificato Maurizio Linetti! Secondo classificato Secondi classificati, è una coppia! Max e Scossa! La vittoria è andata a Ruben Maroscia. Perché sono una sirena, canto in sirenese.
Sono stati assegnati anche i premi del pubblico. Max e Scossa! Max e Scossa! Premio Ridens 2011 a Massimo Morselli. Premio Peggio di così per la 7ª edizione a Samuel Brocherio. Grandi star della serata, i Mancio e Stigma, ovvero gli Emo. L'altro giorno ho visto un documentario dove della gente perdeva addirittura la vista per colpa della fame e ho pianto. Si chiamava Fiesta ti tenta 3 volte tanto. I nostri valori sono la birra. No, la birra non è un valore. I piercing. E neanche i piercing. La birra l'hai già detta. E volevo poi chiedervi, la parrucca dove la posso trovare? Ma tu ce l'hai già. Ed ora tutti al lavoro per preparare la prossima edizione di Il riso fa buon sangue, l'evento cabarettistico realizzato dagli amici del cabaret con la collaborazione di Avis. Giuro che tutto il resto lo taglio. Ok. Una sudata. Ok, noi abbiamo terminato. Sì. Ringraziamo Gianni e Pinotto. Max e Scroto. Max e Tom e Jerry. Tom e Jerry. Scroto. Ma che scroto. Questa tieni non la tagliare. Non la tagliare che marà. Puoi pure dire che noi abbiamo limonato prima. Poi Sì, è vero. No, è abbiamo vero. limonato prima. Ecco. Con lui. Sì. No, allora io ho cominciato da destra, prima con lui, poi con lui e poi con lei. Poi con te alla Non fine. me lo ricordo. Lo so perché è stato veloce, perché ero già stanco. Ah, con mio marito, che poi. Mai visto una serata così bella. Mi sono divertito. Che serata era? È la serata del sangue Con gli spaghetti. Con gli spaghetti, con il riso. Con il riso. Con il riso I fusilli, ma non sempre. no. Stasera no, non i fusibili, No, fusilli. fusilli. Sì. Fusilli. Fusilli. Allora, la serata dei fusilli con il riso. La strada dei fusilli e con il sangue. Con il sangue. Grazie. Complimenti. Grazie anche a lei. Grazie molto. Buon gentile. Alla Buonasera. prossima. alla prossima allora. Saluti Arrivederci. Spider-Man. Grazie anche a lei. Superman. Perfetto.